Allora ci sono due cose che dobbiamo iniziare a fare. Innanzitutto tirare giù bene le maniche in modo che si veda il braccialetto e poi su le mani Milano, in modo che si vedano bene i braccialetti. Adesso nel corso di 30 intensi ed emozionanti secondi i braccialetti lampeggeranno sempre più forti fino al momento in cui si accenderà l'albero. Seconda cosa da fare adesso è pronunciare la frase che darà il via al lampeggiamento. Auguri Milano! Siete bellissimi! Voi non mi potete vedere qui dall'alto, ma è una che copre 5, 4, 3, 2, 1. Bellissimo, veramente ancora grazie per come avete acceso l'albero di questo Natale 2017. Una chiacchierata, ancora auguri Assessore, Sindaco, grazie. Anna, grazie. Ed eccoli qua, due colonne dello sport di questa città. Ragazzi, diciamo, qui a Natale in generale ci sono molti bambini, si torna bambini. Vorrei chiedere a voi come eravate da bambini, anche se secondo me Billy, zio, non è mai stato bambino. Mai. Perché avevo il baffo già... C'avevi già il baffo? Da piccolino, per quello. Hai ragione. Ma a parte gli scherzi, com'eri da bambino, come vivevi il Natale, l'albero? Ma con grande emozione, sicuramente aspettavo il momento. Devo dire che quello che ho visto prima mi ha toccato il cuore, perché è stato molto emozionante. E perché mi veniva in mente tutta questa piazza piena così gremita, Billy, quando noi negli stadi, no, soprattutto il derby, dove ci divideva la passione, i colori, invece oggi a Milano qua siamo tutti uniti sotto questo cielo, insomma, mi sembra la cosa più bella. E poi il Natale lo vivevo veramente con grande trasporto, con grande intensità e non vedevo l'ora che arrivasse il Natale. Il regalo più bello che hai ricevuto, ne so, un pallone, delle scarpe? Io ricordo a 4 anni un paio di scarpe da calcio con la suola rossa, che usavo a giocare non solo sul campo ma anche per la strada. Billy, dimmi i tuoi ricordi. I miei ricordi sono più sul calcio, sul basket, perché io sono un grandissimo appassionato di basket. Andiamo. E io a 5 anni ho ricevuto la maglietta della mia squadra del cuore, che non è di Milano, ma è di Varese, perché io sono di Varese, e quello è stato il regalo che ho atteso, perché poi era firmata da un giocatore che all'epoca era veramente sensazionale. E io 24-25 non dormivo mai, aspettavo il primo ad alzarmi, alle 5 andavo a bussare dai miei genitori sperando che aprissero la camera e così che io potessi ricevere il regalo. In conclusione, stasera è una grande serata per la città che voi avete rappresentato e rappresentate attraverso lo sport. Beppe, tu che tra l'altro vieni dalla Milano degli oratori, qual è il messaggio che vuoi lanciare per questo Natale, in questa Milano? Ma il messaggio, sicuramente ho vissuto l'oratorio perché è stata una scuola di vita che mi ha aiutato soprattutto nella crescita e che ti porta dentro quei valori che poi anche nelle difficoltà di una carriera magari lunghissima ma anche nella vita dopo ti hanno aiutato. Quindi il messaggio del Natale deve essere questo, dei valori importanti che devi tirare fuori, ma soprattutto un Natale sereno, un Natale di pace. Insomma, mi sembra che in questo momento sia il messaggio più corretto da dare a tutti quanti. Io prima di fare gli auguri vorrei soltanto scaldare un pochino perché da questa parte è bellissimo e siccome dopo la nostra amica Carmelo canterà delle canzoni stupende, possiamo scaldarci un attimo, chissà, oh mia bella Madunina. Grande Billy. Oh mia bella Madunina, che febbrile venuta,
Chi te domina il Milano. Bravi, auguri! Tanti auguri a tutti! Grande Billy! Era tanto che volevo cantare O mia bella Madonna. Grande Billy, grande Beppe, grazie veramente di essere stati accanto a me e con noi. Buon Natale e buona continuazione di serata. E adesso appunto lo ha annunciato in qualche modo Billy Costacurta, è venuto il momento del nostro secondo ospite musicale, una star internazionale di cui l'Italia va fiera, in particolare il suo nativo Friuli, ma soprattutto una ragazza che ha imparato sempre di più che per esprimere il talento bisogna presentarsi sul palco per come sei, senza avere nessuna paura di dimostrarlo con onestà, come d'altra parte ci dicono queste immagini. Signore e signori, Lodovica Comello! Questo? Ciao! Ciao Milano! Ma come siete belli! Ciao bimbi! Meraviglioso questi piccoli cantorini. Stati bravissimi! Allora, come va? Bene, bene! Voi? Molto bene, molto bene. Questa era Del Natale, sono insopportabile quando si avvicina il Natale e inizio a cambiare la playlist che